La seconda domenica di Pasqua, 8 giorni dopo la solennità della risurrezione del Signore, è legata al racconto giovanneo della apparizione pasquale del risorto nel cenacolo presente Tommaso. L'Evangelista Giovanni infatti racconta due momenti significativi in cui il risorto si presenta ai discepoli: il giorno stesso di Pasqua e 8 giorni dopo. Si è venuto così a creare nella tradizione liturgica della Chiesa l'idea della ottava di Pasqua, cioè gli 8 giorni che rappresentano l'unico grande giorno di Pasqua. È un evento troppo grande, la risurrezione di Cristo, per celebrarlo in sole 24 ore. E quindi si è creato questo strano fenomeno liturgico di un giorno che dura 8 giorni. E lo stesso si ripete per il Natale. Nell'antichità si chiamava Domenica in albis, perché nella notte di Pasqua venivano battezzati gli adulti che rivestivano le vesti bianche, albe, e la domenica seguente deponevano le vesti bianche. Adesso questa dicitura, che si conserva, ottava di Pasqua, domenica in albis, è stata integrata da una nuova formula proposta da Giovanni Paolo II e si chiama Domenica della Divina Misericordia, proprio per completare il mistero pasquale di morte e risurrezione. Vogliamo sottolineare che tutto questo è opera della misericordia di Dio, quel grande amore che ha amato gli uomini al punto da dare il Figlio, ed è opera trinitaria, dove sono coinvolti anche il Padre e lo Spirito Santo. Dunque, in questa Domenica della Misericordia, il Vangelo è sempre quello di Giovanni, che narra le due apparizioni nel cenacolo. Viene sottolineata particolarmente la seconda, 8 giorni dopo, quando è presente Tommaso, il cui nome significa gemello. Didimo è termine greco che Giovanni ha adoperato per tradurre l'aramaico Tomà. Ma dato che noi il greco non lo capiamo, è meglio tradurre Didimo con il corrispondente italiano gemello. Non è un soprannome di Tommaso, è la traduzione in italiano. Il nome Tomà aramaico significa gemello. Il fatto che l'Evangelista lo noti tutte le volte che nomina questo discepolo significa che lo ritiene importante per il lettore. Il gemello è un doppio, è uno che assomiglia ad un altro, e Tommaso infatti svolge il ruolo del doppio, è dominato dal dubbio che risolve incontrando il Signore e in qualche modo è il doppio di Gesù, è chiamato a diventare gemello di Gesù. Ed è un po' il nostro gemello, cioè colui che ci rappresenta direttamente nella storia. È lui che a nostro nome ha potuto incontrare effettivamente nella sua vera carne il Signore risorto e ha fatto la più alta professione di fede registrata nei Vangeli: mio Signore e mio Dio. Ha visto le ferite, non le piaghe. Evitiamo la parola piaga. Tecnicamente la piaga è una ferita che non si rimargina, non cicatrizza, va in putrefazione. Cristo non ha piaghe. Le ferite sono rimarginate. Il testo di Giovanni parla del segno dei chiodi. Il risorto ha un corpo integro, però segnato dalla storia dolorosa. Ci sono i segni della morte
ci sono le cicatrici là dove pochi giorni prima c'erano stati i chiodi o la lancia che ha aperto il costato. Tommaso, nostro gemello, vede i segni, le ferite rimarginate e riconosce non semplicemente che è un uomo guarito, ma che è Dio in persona, e raggiunge la pienezza della fede nell'incontro. Nel tempo di Pasqua non viene mai letto l'Antico Testamento. È una scelta antica della tradizione cristiana per caratterizzare il tempo del rinnovamento. La Pasqua è l'annuncio della novità e per tutto il periodo dei 50 giorni pasquali, come prima lettura, viene sempre proclamata una pagina tratta dagli Atti degli Apostoli. Il racconto di Luca che presenta il cammino della parola, i primi passi degli Apostoli, testimoni del risorto, guidati dallo Spirito, annunciano l'opera di Gesù e la continuano. La seconda domenica di Pasqua ogni anno ci viene proposto uno dei 3 sommari che all'inizio del racconto degli Atti il narratore ha inserito come quadri sintetici della vita della comunità cristiana. In questo anno C ci è proposto il terzo sommario che troviamo al capitolo 5, dove si sottolinea soprattutto l'opera taumaturgica degli Apostoli. I discepoli di Gesù facevano prodigi come il Maestro, continuavano quell'opera straordinaria, guarivano le persone. I segni fisici rimandavano alla guarigione di tutta la persona. È il segno della liberazione dal peccato. Il salmo responsoriale è tratto dal Salmo 117, classico testo pasquale, con il ritornello che segna l'inizio: rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Ma è proprio il termine misericordia che viene ribadito dal Salmo, il chesed di Dio, la misericordia del Signore è per sempre. Come seconda lettura, in quest'anno liturgico ci sono proposte pagine tratte dall'Apocalisse di San Giovanni, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, enigmatico e oscuro, ma affascinante, capace di coinvolgere il lettore, nato per consolare una comunità in crisi, per incoraggiare cristiani perseguitati. E la prima pagina che ci è proposta, tratta dal capitolo 1, contiene il racconto fondante. Giovanni, esiliato nell'isola di Patmos, in un giorno di domenica o del Signore, quindi potrebbe essere anche il giorno di Pasqua stesso, ha una visione, sente alle spalle la voce, si gira, si converte e vede di faccia il Figlio dell'uomo, il Signore risorto. Cade a terra come morto, ma viene risollevato e il Cristo risorto gli pone una mano sulla spalla, lo incoraggia, si presenta dicendogli: non temere, io sono il primo e l'ultimo, io ero morto, ma adesso sono il vivente e ho le chiavi del mondo dei morti e della morte. Adesso comando io. Di conseguenza ti do l'incarico di comunicare alle comunità in crisi la rivelazione di Gesù Cristo. Apocalisse vuol dire proprio rivelazione. E Giovanni, cristiano perseguitato, incontra il Signore che regge la storia e garantisce la sua presenza nonostante tutto. Ne abbiamo bisogno anche oggi,
più che mai.